Genova con Lucia Del Mastro. Al congresso Ion Giovani, le reazioni di melanoma. Qual è il senso del tuo intervento? Sono qui per parlare soprattutto delle novità che ci sono state nel corso dell'ultimo anno, presentate sia dall'ESMO dell'anno scorso che all'ACR di aprile che dell'ASCO di giugno. Ci sono state parecchie novità, alcune molto innovative, ad esempio una terapia nel setting curativo a base di un vaccino mRNA in associazione a pembrolizumab nei pazienti con melanoma radicalmente operato, che ha dato risultati molto promettenti. Sempre nel setting curativo, anche pembrolizumab nello stadio secondo B e secondo C operato, che ricordiamolo sono persone senza coinvolgimento dei linfonodi ma con un alto rischio di recidiva anche a distanza. Ma non solo, ad esempio nel melanoma metastatico sono stati presentati aggiornamenti di nuove combinazioni, in particolare l'anti-LAG3 relatlimab in associazione a nivolumab, confrontato con nivolumab nel melanoma avanzato. E poi parlerò anche di una novità diciamo, che riguarda una tipologia di melanoma molto più rara, cioè il melanoma oculare, per cui AIFA ha rimborsato a settembre del 2022 questo anticorpo bispecifico che si chiama Tebentafusp proprio per il trattamento del melanoma uveale avanzato, e si tratta della prima terapia in grado di prolungare la sopravvivenza in questi pazienti.